Quando un ha sulla pelle una scotata fatta col fuoco o per sorevie e comparisce une tacule lustre, blanche, rossite o anche dome blanche, il predi lo chialerà pulito. Salvio darà che il pelle de tacule è diventato blanco e che la tacule è in dentro rispetto alla pelle, si tratta di levre saltate fuori de scottate. Il predi lo dichiarerà soc e è un plae di levre. Ma se il predi chialangle al viot che non deppe il blanc tacule e che non è in dentro rispetto alla pelle e che si è sfantate, il predi lo isolerà per 7 dis. Sui 7 dis il predi lo chialerà e se la tacule è acchiappato sulla pelle, il predi lo dichiarerà soc. Si tratta di plae di levre. Ma se la tacule è restata intatta dal stesso posto e non si è slargata sulla pelle, ma si è sfantata, si tratta di un sgonfidunch per vie descotate. Il predi al dichiarerà il malato mont, perché si tratta dal segnale lasciato descotate. Quando un uomo o una femmina ha una plae sul chiave o te barbe, il predi al chialerà la plae, salviot che è in dentro rispetto alla pelle e che il pelo al traia zalit e alle sottile. Il predi lo dichiarerà soc. Si tratta di tegne, levre dal chiave e de barbe. Ma se il predi, chialant la plae de tegne, al viot che non è in dentro rispetto alla pelle e che il pelo non è scuro, il predi all'isolerà per 7 dis che la plae de tegne. Se il predi, tornando a chialà sui 7 dis la plae, al chiatarà che la tegne non ha chiappat pit e che non de pel caltrai azzalit e che la tegne non se me in dentro rispetto alla pelle, il malato si toserà, ma non toserà la parte la che è la tegne, il predi lo tignerà isolato per altri 7 dis. Passati 7 dis, il predi al chialerà la tegne. Salviot che la tegne non ha chiappat pit sulla pelle e che non so me in dentro rispetto alla pelle, il predi lo dichiarerà mont. Si lavarà la montura e alzerà mont. Ma se, dopo dichiarato mont, la tegne si è slargata sulla pelle, il predi le scrutinerà. Salviot che la tegne si è slargata sulla pelle, non la ravio di se il pel alle zal, che l'om lì alle soc. Se invece al vioderà che la tegne si è sestata e che l'è cresciuto pel scuro, la tegne e guaride, che l'om alle mont, e il predi lo dichiarerà mont. Quando un uomo o una femmina ha sulla pelle dal corpo taculis lustris, blanchis, il predi lo vioderà. Salchiate che gli staculis sulla pelle del loro corpo a son color smavid, si tratta di un sbroc de pelle, che lì alle mont. Quel calpierti che avei dal chiave alle coach, ma le mont. Se i chiavei i son colas de bande del Cerneli, alle coach pardenant, ma le mont. Se invece tal splac de crepe o del Cerneli e comparis une plae blanche che traia rossit, si tratta di levre saltate fur là che son colasi chiavei de crepe o dal Cerneli. Il predi lo chialerà. Salviot che il sgonfidunch de plae tal splac de crepe o del Cerneli alle blanc cal traia ros, sul stam de levre de piel dal corp, che il malato alle levros, alle malmont
e si verrà di dichiararlo soc. La plae le ha sul chiave. Il levros che la chiappà della levre all'arà tor vistit a sbrendui e cencenuie sul chiave. Si tapponerà la barbe e alberlarà. Soc, soc. Al sarà soc, fin tremai calvarà la plae. Alle soc, alla di sta di besol, alla di sistemarsi fur dal campamento. Quanche e compari sarà un'etacule di levre sunt un vestit, di lane o di fil, un tiesut, o tu ne robe fatte a man, o col fil o con la lane, sunt un corean, o su qualunque robe di corean, se la tacule sarà verduline o rossite, sul vestito, sul corean, sul tiesut, o sulla robe fatte a man, o su qualunque robe di corean, si tratta di tacule di levre e si verrà di faglie viodi al predi. Il predi al chialarà la tacule e al tignerà sierade per siedis la robe tacolade. Sui siedis al tornerà a scrutinare la tacule. Se la tacule si è slarghiata sul vestit o sul tiesut o sulla robe fatte a man o sul corean, su qualunque robe fatte col corean, si tratta di levre piabil, una robe orrende. Al bruserà che il vestit o il tiesut o la robe fatte a man, con la lane o col fil, o con qualunque robe di corean, la che la tacule. Stan che si tratta di levre piabil, si verrà di brusà col fuoco. Ma se il predi chialan ben al vioderà che la tacole non ha chiappat pi sul vestit, o sul tiesut, o sulla robe fatte a man, o su qualunque robe di corean, il predi al darà ordine di lavare la robe tacolade e di tignile sierade per 7 dis. Il predi al tornerà a viodi la tacule dopo lavare la robe, salvioderà che la tacule non ha mudat color, sebben che non si è slariade, si tratta di une robe soce, si ha di brusale col fuoco. E le robe roseade, tan per dret che per le drus. Se il predi chialanle al vioderà che la tacule, dopo di essi state lavate e è diventate più smavide, le sbregarà via dal vestito o dal corean o dal tiesut o de robe fatte a man. Se torni a comparire sul vestito, sul tiesut o sulla robe fatte a man o su qualunque robe di corean, si tratta di un mal che va in denant. Tu has di brusata al fuoco la robe la che è la tacule. Il vestito o il tiesut o la robe fatte a man o qualunque robe di corean che tu varrà slavato e che sarà sparita della tacule, tu has di lavarlo anche molte volte e al sarà mont. Queste è la legge riguardo le levre, sono un vestito di lane o di fil, sono un tiesut o sulle robe fatte a man o su qualunque robe di corean per dichiarare mons o mal mons.